E questo è solo uno delle centinaia di appuntamenti nel mondo del programma dedicato al 50° anniversario dell'Earth Day. Migliaia di eventi, per la maggior parte dedicati ai più giovani, solo online per via della pandemia. Le generazioni nuove si sono svegliate, sicuramente rivendicano il diritto più sacro, cioè quello di dare ai giovani un pianeta migliore di come lo abbiamo ricevuto. E c'è stata anche la Rai, con una diretta su Rai Play di 12 ore ricca di documentari, incontri, conversazioni, dibattiti e musica. Nato sull'onda lunga del disastro ambientale di Santa Barbara, il movimento globale non punta solo a salvare il mondo, ma vuole creare una nuova prospettiva anche e soprattutto economica. È un'economia civile, cioè un'economia che mette al centro la felicità dell'uomo. Quello che serve è un sistema economico che ci porti ad essere tutti felici. E mentre il pianeta si surriscalda e sembra impietoso nel darci un segnale di irreversibile declino, tutti, dai più anziani ai bambini, possiamo e dobbiamo fare di più per non rassegnarci, per continuare a creare un mondo più verde e più giusto.